Tailleur blu, mocassini, capelli raccolti, siede sulla sua poltrona che avvicina quelle preparate per i giornalisti, ammettendo che non le è mai piaciuto stare dietro la scrivania. E scorrendo la sua carriera è facile immaginarne il perché. Lilia Fredella assume da oggi l'incarico di questore di Belluno, la sua Belluno, città nella quale ritorna dopo 36 anni di attività operativa fra Milano, Roma, Palermo, Marghera, Sarzana e Kosovo, con un incarico nella Polizia delle Nazioni Unite per le indagini sulle fosse comuni. E l'emozione è grande. Sicuramente una grande emozione essere rientrata in questa questura dove ho fatto la domanda da vicecommissario 30 anni fa, è stato proprio un momento molto emozionante. La soluzione del caso di Ilaria Gambirasio è molto citato quando si parla della neoquestore. In realtà, dice, è stata un'indagine corale in coordinamento con i carabinieri. La storia di una ragazzina di una famiglia normale che ci ha toccato moltissimo. Lilia Fredella è stata nel gruppo d'indagine Falcone Borsellino e recentemente a Roma, dove ha retto la direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. E a Belluno, dopo aver seguito Expo e G7, è pronta ad affrontare le sfide dei grandi eventi. Sono sicuramente delle sfide che metteranno anche Belluno e la questura di Belluno un po' al centro del lavoro e dell'attenzione. Il lavoro è stato già pianificato in parte, ovviamente adesso richiederà una certa puntualizzazione perché gli impegni si stanno approssimando. Intanto la questore anticipa la previsione di rinforzo dell'organico entro i mondiali 2021, un impegno per i suoi uomini e per tutti i cittadini. È anche un momento di grande responsabilità proprio perché comunque questa provincia la conosco anche se sono 36 anni che non ci vivo più e quindi la vivo in questo modo con onore, emozione e responsabilità.